Sesta corsa dall'Arcoveggio, una prova per 4 anni, sono in 10 al via, 1 Boniek Spritz, 2 Barney Lenny, 3 Butterfly Horse, 4 Blue Bay Pell, 5 Bye Bye Bee, 6 Bufera Spritz, seconda fila 7 Bagheera Gar, 8 Beverly Trio, 9 Barron Tav, 10 Bip Bip MTT, allenamento completato, autostart che prende velocità entrando in dirittura e li lascia con veloci Blue Bay Pell, Butterfly Horse e Bye Bye Bee. Butterfly Horse che scavalca Boniek Spritz. Numero 2 Barney e scende alla corda, squalificato. insiste Blue Bay Pell che va a chiedere strada a Butterfly Horse, che ovviamente sembra intenzionata a mandare via, sbaglia Boniek Spritz, parcheggia Numero così alla corda uno, Bye Bye Bee. Boniek Spritz, Al largo rimane squalificato. Bufera Spritz che prova a puntare in avanti dopo 200 metri passati in 14,6. In seconda pariglia al largo c'è Bip Bip MTT a precedere Barron Tav, quindi Beverly Trio. Ancora lungo la corda Bagheera Gar che si infila di sotto e guadagna posizioni. Viene via Lorenzo Baldi con Bip Bip MTT, si porta a destra in breve. Il quarto iniziale che è andato via in 30 scarsi, con Blue Bay Pell in vantaggio nei confronti di Bip Bip MTT al largo e di Butterfly Horse lungo i birilli. 46 per i primi 600 metri di corsa, Blue Bay Pell in vantaggio, Bip Bip MTT all'esterno, Butterfly Horse lungo i birilli, Bufera Spritz che insperatamente ha una schiena, lungo la corda c'è Bye Bye Bee. Barney Lenny 1, 1 e 3 squalificato. per i primi 800 metri di corsa da parte di Blue Bay Pell che amministra i parziali all'avanguardia, Butterfly Horse lungo i birilli, Bye Bye Bee terza alla corda, per il momento senza spazio, il chilometro in 1,16,7, fa sul serio ora Bip Bip MTT che cerca di andare addosso a Blue Bay Pell che si difende lungo i birilli, attacca Bip Bip MTT a 400 dalla conclusione, la dritta di là passata in 14,5, Bip Bip attacca Blue Bay che cerca di vendere cara la pelle lungo i birilli, poi ancora Bye Bye Bee che cerca di andare a destra di Butterfly Horse, a metà della piegata conclusiva Blue Bay Pell che tiene i piedi dentro a Bip Bip MTT il quale non ha ancora passato, quindi c'è una piegata conclusiva, Bip Bip in vantaggio nei confronti di Blue Bay, arriva la dritta e Bip Bip è passato, scatta di dentro Bagheera Gar, in vantaggio Bip Bip MTT, al largo di tutti anche Beverly Trio, sul palo Bip Bip MTT è apparigliato completamente da Bagheera Gar. E c'è da andare dal giudice d'arrivo Bip Bip MTT che se l'è fatta tutta di fuori, 1.15,9 ragguaglio cronometrico, Bagheera Gar che si è fiondata in open stretch visto che hanno spostato tutti, e sul palo da rivedere con Bip Bip che forse salva ancora un nasino di vantaggio nei confronti di Bagheera Gar, al terzo Blue Bay Pell che se l'è fatta davanti, e ci vuole un altro replay o il photo finish per dirimere questo ordine d'arrivo con Bip Bip al largo e Bagheera di dentro. I due sono strettissimi, davvero strettissimi, con Bip Bip MTT che probabilmente salva un nasino da Bagheera Gar, poi Blue Bay Pell.